Maxi evasione da 2.300.000 euro per un imprenditore di Vittorio Veneto, l'indagine della Guardia di Finanza di Rovigo, nelle scorse ore il sequestro preventivo da 160.000 euro. 'Ndrangheta in Veneto, nuova tranche dell'inchiesta, raffica di perquisizione, un notaio coinvolto, l'accusa del procuratore in questi mesi di indagine, atteggiamento omertoso degli imprenditori. Stamane a Trieste i funerali solenni dei 2 agenti di polizia uccisi in questura, folla commossa e applauso all'arrivo dei feretri avvolti nel tricolore, l'omaggio dei colleghi della questura di Treviso. Grave incidente a Ponte di Piave lungo la Postume, l'autista di un camion perde il controllo del mezzo che si capovolge nel fossato. Furti di lieve entità economica ma dall'enorme valore effettivo, esasperazione a Canizzano per le razzie in cimitero, l'appello a installare le telecamere. Sono partite queste mattine lavori di ristrutturazione del negozio di ortofrutta distrutto dall'auto dei giostrai in fuga in Viale Luzzati quasi un mese fa, il folle inseguimento. Le orchestre del Veneto saranno poi le protagoniste di 10 concerti in programma del cartellone del teatro Mario del Monaco, 4 eccellenze del territorio con un omaggio che va da Beethoven a Puccini. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con un'inchiesta della Guardia di Finanza che coinvolge un imprenditore di Vittorio Veneto. Il tema è quello di una maxi evasione fiscale. Sono state alcune operazioni sospette a innescare gli accertamenti della Guardia di Finanza di Rovigo, coordinata dalla Procura della Repubblica Polesana su Carlo Bortoletti, 68 anni, di Vittorio Veneto, legale rappresentante della Colmar Tecnica, società specializzata nel settore dei macchinari per la manutenzione delle linee e reti ferroviarie. 100 dipendenti ad Arcapolesine e una rete di 300 collaboratori. Bortoletti avrebbe sottratto al fisco 2.300.000 euro in un periodo che va dal 2015 al 2017, 3 anni in cui non sarebbero state versate le ritenute IRPEF e le addizionali in capo ai lavoratori dipendenti, costituendo così una sorta di autofinanziamento all'azienda. Nelle scorse ore l'esecuzione del sequestro preventivo da 160.000 euro sulle giacenze di cassa della società e su numerosi conti correnti bancari ad essa riconducibili. Poco più di un anno fa la Colmar Tecnica si era aggiudicata delle importanti commesse da RFI, tanto che lo stesso Bortoletti aveva annunciato la nascita di uno stabilimento nuovo di Zecca. Altre attività sono in corso per verificare se ci sia liquidità disponibile in altri istituti di credito. A proposito di imprenditori, ne ha parlato oggi il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, annunciando la seconda fase, tranche della inchiesta sull''ndrangheta in Veneto. Un arresto e 4 nuovi indagati, tra i quali un notaio, e poi appunto l'attacco del procuratore in questi mesi di indagini, troppa omertà tra gli imprenditori. Nuovi sviluppi a qualche mese di distanza dall'operazione Camaleonte che ha portato lo scorso marzo all'arresto di 33 persone coinvolte in un ampio giro 'ndranghetista di usura ed estorsioni in varie province del Veneto. I carabinieri del nucleo investigativo di Padova e i finanzieri di Mirano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un calabrese già ai domiciliari dopo la precedente inchiesta, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. 4 le persone indagate, tra cui un notaio padovano accusato di concorso in estorsione. È un dato che ci ha un po' preoccupato e ci preoccupa perché è la prima volta che nelle nostre indagini emerge un pubblico ufficiale con delle caratteristiche particolari come un notaio, quindi è chiaro che gran parte delle transazioni passano attraverso i professionisti, passano attraverso anche i notai. È la prima volta, non avevamo mai avuto elementi per indagare un notaio e questo è un dato che va sottolineato proprio per la pericolosità e per la capacità di penetrazione che ormai ha la criminalità organizzata in Veneto. Questo non è l'unico aspetto preoccupante rilevato dal procuratore. Finora le inchieste che abbiamo svolto sono svolte anche con il diretto coinvolgimento probatorio, nel senso che hanno collaborato degli imprenditori. In questo caso pericolosamente abbiamo notato invece un sistema omertoso
un po' troppo diffuso in relazione ai fatti che sono emersi, e quindi un pericolo che è giusto segnalare da subito, di paura, di non partecipazione, di non completa fiducia forse nelle istituzioni dello Stato, sul quale però è necessario assolutamente fare chiarezza, come stiamo cercando di fare. 11 gli imprenditori vittime, soprattutto i più piccoli, e questa scarsa collaborazione ha reso alcuni di loro oggetto di perquisizioni necessarie per acquisire materiale probatorio, che non hanno fornito durante gli interrogatori da parte degli investigatori che hanno operato tra le province di Venezia, Treviso, Vicenza, Padova e Rovigo. È necessario che gli imprenditori abbiano fiducia nelle istituzioni dello Stato e non pensino di poter gestire in maniera autonoma, come singoli soggetti, i rapporti con la criminalità organizzata. Non è così. Apriamo una finestra su Trieste, perché anche tutto il Veneto e anche la Marca oggi ha volto il suo sguardo proprio nel capoluogo giuliano, perché oggi è stato il giorno dell'addio ai 2 agenti uccisi in questura. Un silenzio rispettoso e composto. Sono in migliaia i triestini di tutte le età ad attendere, chi con gli occhi lucidi, chi con un fiore in mano, l'uscita delle bare di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta dal famedio della questura, dove ieri è stata allestita la camera ardente. All'arrivo dei feretri avvolti nel tricolore dei 2 agenti uccisi lo scorso 4 ottobre proprio nello stesso edificio, il silenzio si scioglie in un applauso commosso. Il tricolore e parte l'applauso commosso di tanta gente che è assiepata qui fuori dalla questura. Il corteo funebre attraversa la città blindata, muovendosi rapidamente fra 2 ali di folla che saluta ancora con applausi il passaggio dei 2 agenti, ormai per volontà del comune cittadini onorari di una Trieste ferita ma che vuole reagire al dolore. E ancora portate a spalla dai colleghi, le bare di Matteo e Pierluigi fanno il loro ingresso in Sant'Antonio Nuovo, dove attendono i familiari e le autorità. Fuori dalla chiesa una folla che lungo il canale arriva fino al mare, a seguire ancora in silenzio la cerimonia solenne. L'orazione funebre dell'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, che si rivolge direttamente a Matteo e Pierluigi, ricorda il loro duro lavoro e porta consolazione alle famiglie straziate e a un'intera comunità frastornata. Un abbraccio che sia allargato ai vostri genitori e familiari. Numerosi rappresentanti dello Stato presenti in chiesa, a cominciare dai ministri dell'Interno Luciana Lamorgese, dello Sviluppo Economico, il triestino Stefano Patuanelli, e poi il Presidente della Camera Roberto Fico, il Vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Tanti anche rappresentanti delle istituzioni locali, il Sindaco di Piazza, il Governatore Fedriga, assessori e consiglieri di Comune e Regione e alcuni sindaci di altre città d'Italia, ma soprattutto tanti cittadini comuni a stringere in un abbraccio i 2 agenti, le loro famiglie e i colleghi della Polizia di Stato e a commuoversi fino alle lacrime insieme al questore Giuseppe Petronzi. Saluto la volante alla sua ultima uscita, la volante 2. Infine le bare escono dalla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo in mezzo al picchetto d'onore. I feretri vengono caricati su 2 carri funebri e partono sempre salutati dalla folla con applausi e con un grazie gridato da più voci. Domani è previsto a Velletri il funerale di Matteo De Menego, venerdì a Giuliano quello di Pierluigi Rotta in forma privata. E stamane, in concomitanza con i funerali solenni a Trieste, il personale della questura di Treviso ha voluto rendere omaggio e onore con una sentita e partecipata cerimonia, nel corso della quale è stata deposta una composizione floreale ai piedi della lapide ai caduti nell'atrio della struttura della questura trevigiana. È stata poi letta da un collega delle Volanti la preghiera del poliziotto tratta dall'omonima canzone. Adesso torniamo alla cronaca del nostro territorio con un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15:30 a Ponte di Piave, lungo la Postumi. L'autista di un camion carico di gabbie metalliche ha improvvisamente perso il controllo uscendo di strada e capovolgendosi nella scarpata che fiancheggia la carreggiata. Il mezzo è andato praticamente distrutto, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco stessi, che hanno poi lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere l'autista
L'uomo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello, ha riportato diverse lesioni, ma fortunatamente, direi anche miracolosamente, viste le immagini, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. E adesso un'ampia pagina sulla questione sicurezza nel territorio, a partire dalla Trevigiano, da Treviso, con furti che per molti sono di lieve entità economica ma che hanno un grande valore affettivo. Parliamo di razzie in cimitero, a Canizzano in particolare la rabbia dei residenti. Non sono più capace adesso, perché ha toccato proprio il mio cuore, non la cesta che ha portato via, si figuri, è distrutto qua sopra i fiori. Non è la prima volta che la signora Isabella subisce un furto al cimitero di Canizzano, ma stavolta è stato un colpo al cuore perché domenica non era una data qualsiasi, ma l'anniversario della morte della figlia Natascia, scomparsa esattamente 27 anni fa, appena 21enne. Un dolore che si è riacceso violentemente. La tomba in disordine, il vaso di fiori ribaltato, il tutto per impossessarsi di una banale cesta di vimini. Cesta che nelle scorse ore è ricomparsa, complice il cartello affisso dal marito di Isabella, Giuseppe, che in poche righe ha dato sfogo alla sua rabbia di padre, maledicendo l'autore del gesto, o forse gli autori, visto che il vaso è tutt'altro che leggero. Avrà letto quello che ho scritto e certamente si è pentita. Ha riportato indietro la cesta e questa mattina mi trovo la cesta vuota. Quello che sembra un rimorso di coscienza però non cancella un fenomeno, quello dei furti continui al cimitero, non solo nelle auto, come avvertono anche i cartelli affissi all'esterno del Camposanto. Due piante di pino che ho messo, uno una settimana, l'ho messa l'altra settimana un'altra e portata via anche quella. Uno stillicidio continuo, poco il valore economico, immenso quello morale e affettivo, da qui l'appello. L'appello sarebbe la telecamera. Io sono stata testimone anche qua della tomba dei signori Tognolo, che sono entrata l'altro giorno, ho visto tutto sottosopra, dunque penso che una telecamera sia l'ideale. La contarina ci pensi, ripeto, a mettere le telecamere, che qualcosa contano. E in attesa di contromisure resta un'amarezza intima, profonda. Quello che questa persona invece ha distrutto, e ha distrutto anche me un poco. Da Canizzano a Mogliano invece, con una ottantenne presa a pugni per essere scippata. Aggredita da due scippatori che si sono accaniti su un'anziana che stava camminando in via Zermanese a Mogliano Veneto. È accaduto lunedì sera. L'ottantenne, che stava per andare a prendere l'auto parcheggiata poco distante, è stata avvicinata da uno scooter con in sella due uomini, il volto coperto da casco integrale. In un attimo uno dei due ha afferrato la borsa della signora e per strappargliela non ha esitato a colpire la donna con un pugno al volto, facendola cadere a terra. Arraffata la borsa, i due sono poi fuggiti a tutta velocità. Non c'erano testimoni, segno probabilmente che i malviventi hanno atteso il momento migliore per scippare l'anziana. A lanciare l'allarme è stata la stessa ottantenne che, nonostante lo shock, ha chiamato i carabinieri, che ora conducono le indagini per risalire agli autori della rapina. Colpo a vuoto invece per i malviventi che si sono introdotti tra le 2 e le 3 della scorsa notte nel negozio di abbigliamento New Store in Viale della Repubblica. Siamo di nuovo a Treviso. I malviventi, una volta sfondata la vetrata di una porta d'ingresso, si sono diretti verso la cassa per tentare inutilmente di aprirla o di portarla via. Il sistema di blindatura ha però mandato il piano all'aria, la cassa era impossibile da asportare e il sistema d'allarme ha ha messo in fuga i banditi. Una spaccata ideata per rubare solo denaro contante. I ladri a quel punto sono andati via a mani vuote, ma lasciando però ovviamente, come spesso accade, i danni ingenti. Lo ricorderete in Viale Luzzatti, nel negozio che rimase distrutto dopo la folle fuga dei giostrai che cercarono anche di speronare, anzi speronarono una volante della polizia. Stamane sono iniziati i lavori di ristrutturazione di quel negozio andato distrutto. Ieri, quando ho saputo ufficialmente che stamattina iniziassero i lavori, sono stata stracontenta. Ho
Operai al lavoro nell'orto di Elfrida, il negozio di ortofrutta distrutto neanche un mese fa dalla vettura dei giostrai in fuga in viale Luzzati. I danni sono davvero ingenti, il soffitto puntellato, il muro sventrato, la vetrata e la porta distrutte, ma almeno Elfrida Tosca e la sua collega Eleonora possono vedere l'inizio di una ripartenza. Per aiutarle c'è stata anche la solidarietà di molti trevigiani incalzati pure dall'appello del governatore Zaia. C'è stato più riscontro in negozio che con la raccolta tramite l'Iban. In negozio la gente è venuta, hanno fatto la spesa, hanno versato quello che ritenevano. Una solidarietà concreta, quella dei clienti attraverso la spesa. C'è stata una bella solidarietà, abbiamo proprio sentito l'affetto loro. Ma di fronte alla generosità di molti c'è stato anche qualche sgradevole episodio legato agli haters, persone vili che nascondendosi dietro lo schermo del PC fomentano odio ed insulti. Che mi viene a dire che sono la pezzente, la morte di fame, questa è una battuta gratuita che non l'accetterò mai. Io non gli auguro a nessuno di trovarci il giorno dopo a vedere la sua attività sotto le macerie, e ho capito cosa significa quando tipo i terremotati, no? Cosa si prova, è così. Ma Elfrida non perde il sorriso e pensa quando finalmente potrà ripartire. Vediamo le possibilità che ho, ma comunque qualcosa, una bella inaugurazione sicuramente ci sarà, una ripartenza ad hoc. Viva l'ottimismo allora di questa negoziante nonostante tutto. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso per parlare di lezioni di emozione contro gli eccessi non solo di alcol e droghe ma anche sui social, un progetto particolare che riguarda alcune scuole di Treviso. Si sente spesso del ragazzo che in macchina dopo la festa ha bevuto e quindi fa l'incidente, oppure è successo anche nelle nostre scuole che vi arrivasse l'ambulanza perché qualcuno avesse assunto qualche sostanza e è stato male. Stare male per la ricerca del troppo piacere, questo è il paradosso della gioventù di sempre, oggi aggravato dall'abuso dei social media. Tante le insidie, troppi gli stimoli esterni, da qui il progetto del SERD di Treviso accanto alla Sissa di Trieste con 3 istituti della Marca, il Besta di Treviso, l'Alberini di Villorba e il Sansovino di Oderzo. Regolare le emozioni in un'età problematica, questo è l'obiettivo, in modo da diminuire il rischio dipendenze. Le lezioni saranno incentrate su esercizi di autocontrollo, anche se la neuroscienza oggi preferisce parlare di autoregolazione. Noi insegniamo attraverso dei training specifici e scientificamente validati queste abilità di regolare la tendenza di cercare queste fonti di piacere. Proprio quelle dipendenze aumentate drasticamente negli ultimi anni, se prima era solo la droga, oggi i rischi si moltiplicano con la tecnologia. Comportamenti più diffusi sono senz'altro un abuso alcolico, un consumo di cannabinoidi, ma anche tutta una serie di comportamenti a rischio a cui questo progetto sta mirando. Un uso smodato anche di social, cioè tutto ciò che è compulsivo. E i primi a esserne consapevoli sono proprio i ragazzi. Io almeno lo utilizzo sempre, quotidianamente, ogni ora. Insegnanti e famiglie hanno quindi un compito sempre più delicato. Aiutare i ragazzi a capire che hanno delle enormi potenzialità. Le devono solo individuare e imparare a usarle nel modo corretto. E adesso al Teatro del Monaco per la stagione concertistica. In attesa della grande apertura affidata alla Madame Butterfly di Puccini, diretta dal maestro David Crescenzi, la stagione del Teatro Comunale Mario del Monaco si arricchisce di una nuova stagione concertistica. Il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Treviso hanno annunciato un ricco programma di concerti, 10 appuntamenti che porteranno in scena le orchestre più prestigiose del Veneto. Un programma composto di solo orchestre, un programma sinfonico veramente d'impatto che va da un omaggio a Puccini iniziale per un concerto che è anche nel programma dei 150 anni, delle celebrazioni dei 150 anni del teatro, fino a un focus dedicato a Beethoven nei 250 anni della nascita che si svolgerà nel 2020 proprio per celebrare anche questa ricorrenza. Le eccellenze di cui parliamo sono il gruppo Giovani Archi Veneto, sono l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, sono l'Orchestra Filarmonica e i solisti di Radio Veneto 1 e l'Orchestra di Padova e del Veneto. Sì, oggi completiamo il cerchio, chiudiamo il cerchio della programmazione culturale del Teatro Comunale. Sono assolutamente soddisfatto, ringrazio
il presidente Beltotto, il governatore Zaia, il direttore Ongaro e tutti il comune di Venezia, il comune di Padova, perché insieme stiamo facendo un lavoro molto importante per la cultura in Veneto e in Italia. Assessore, è una stagione stellare. Una stagione stellare, ma soprattutto che parla di artisti trevigiani e anche il Veneto, quindi sarà sicuramente una stagione emozionante, perché avere 4 realtà trevigiane, ma che quindi guardano e sono ambasciatori dei nostri artisti nel mondo, credo che per tutti i telespettatori assicuri una stagione ad alta emozione. Adesso le notizie dal Bellunese. A partire dalla tragedia che si è consumata nel pomeriggio nella zona boschiva di Seren del Grappa e località Bocchette, dove un boscaiolo è morto schiacciato da un albero. La vittima si chiamava Luciano Scariot, 52 anni, di Seren del Grappa, ed era titolare dell'omonima impresa che in questo periodo, conferma il sindaco di Seren Dario Scopella, sta seguendo uno dei 3 cantieri nella zona per il recupero degli schianti causati dalla tempesta Vaia. Incidente attorno alle 14:30, sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso Emergenza, ma tecnico e medico dell'equipaggio sbarcati con un verricello di 40 metri non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. A dare l'allarme un collega che, sentendo un forte rumore, è corso verso il luogo dove si trovava il titolare, trovandolo sotto una pianta che sarebbe scivolata dal pendio soprastante. Con il SUEM sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dello Spisal. E allora il caso Nevegal, perché sono trascorsi 18 giorni dalla discussione in Consiglio Comunale sul Nevegal e ancora il destino del Colle risulta ignoto. Oggi ha chiuso i battenti l'Infopoint inaugurato in pompa magna la scorsa estate, tutto invece tace sulla nuova società che gestirà gli impianti. Facciamo il punto della situazione. Maurizio Fontanella è coordinatore del progetto Nevegal Domani, avallato dal sindaco 18 giorni fa in Consiglio Comunale, dichiara un ottimismo misurato sul futuro del Colle, ma è davvero ben poca cosa a fronte degli annunci altisonanti che negli ultimi mesi hanno lasciato intendere la volontà di nuovi imprenditori pronti a subentrare nella gestione della società Alpe del Nevegal, che per inciso al 30 settembre ha chiuso ma non ha mollato la proprietà degli impianti. Di questi tempi, 2 anni fa a Nogarazza, su iniziativa del circolo del PD cassionese, venne presentato il progetto Nevegal Domani. Quinto Piolle, memoria storica del Nevegal. Assessore ai tempi delle Universiadi, ci dice: non vorrei sembrare nostalgico dei tempi in cui negli anni 70 il Nevegal era, se non la seconda, la terza stazione sciistica più importante del Bellunese. Oggi come oggi dobbiamo prendere atto di quello che è oggi il Nevegal e lavorare, perché lì c'è ancora una potenzialità notevole. L'unica fabbrica turistica di Belluno è il Nevegal, dove vi lavorano e vivono centinaia di persone. Per loro, nell'incertezza, non ci sono ammortizzatori sociali. Chi deve battere un colpo deve farlo ora, consapevole del fatto, dice Piolle, che non si può prescindere dall'operatività degli impianti di risalita. I responsabili, quelli che possono veramente e devono fare la loro parte per il Colle, sono principalmente, in ordine proprio di importanza, sindaco, Regione e provincia. Peccato che fino ad ora la provincia, salvo incontri e contatti informali, non sia mai stata chiamata a un tavolo ufficiale. Operatori, associazioni, Alpe del Nevegal si sono incontrati invece lunedì con la consulta Ascom del capoluogo, che giovedì riferirà ai vertici dell'associazione. Intanto i giorni passano e, come si dice a Belluno, e il sol magna le ore. C'è nessuna nostalgia del passato, ma fa rabbia nel vedere che si rischia di lasciar morire una località che ha ancora molto da dare, sia sul piano sociale, economico, ma soprattutto anche ambientale. Ed ora a Borgo Valbelluna per raccogliere l'appello di Mario Dall'Magro. Basta controlli e raccolte firme contro la mia stalla che dà da mangiare a me e alla mia famiglia. Sentite questa storia. È la storia di una convivenza difficile che si protrae da almeno 30 anni, carte bollate e ricorsi, una burocrazia asfissiante che si mescola a rapporti familiari complicati. Siamo a Pranolz di Trichiana, alle nostre spalle c'è la stalla, al centro di una serie di ricorsi, polemiche, controlli che stanno andando avanti oramai da decenni e la famiglia Dall'Magro oramai non ne può più. Noi da quando abbiamo fatto le divisioni tra i genitori e noi fratelli, da là è partita tutta una serie di cambi di destinazioni, denunce e quant'altro. Siamo arrivati dopo 30 anni, credo,
siamo arrivati al fine di avere sempre controlli da parte di ULSS e ARPA. Un accanimento senza tregua a fronte peraltro di contestazioni risibili. Il terreno dove sorge la stalla di Mario Dalmagro è rurale, un'ottantina i capi di bestiame curati da padre e figlio, ma l'attività è ostacolata dal vicinato, familiari compresi, che ha avviato una raccolta di firme. E hanno tirato dentro anche tutto il paese a fare delle firme, a fare delle firme per metterci uno contro l'altro, tutti contro, insomma. Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, è intervenuto nella diatriba cercando di trovare un comune punto d'incontro. Ho parlato con i vicini, ho parlato con Mario, che è ragionevole, la sua attività è meritoria. Con un po' di buonsenso sono certo che troveremo una soluzione, dice il primo cittadino. La nostra stalla, la nostra azienda, la nostra vita, il nostro lavoro da sempre. Un lavoro tramandato da nonno, padre a figlio. Siamo sempre andati avanti, non abbiamo mai chiesto niente a nessuno. Siamo andati avanti con le nostre fatiche e con il nostro lavoro. Ho chiesto all'amministrazione, al sindaco e all'ufficio di vigilanza, ho chiesto non la carità ma di ripristinare la legalità. E con questa vicenda si chiude il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno annuvolamenti e anche qualche pioggia. Vediamo dove nel dettaglio di venerdì 18 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto al mattino, tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle vallate alpine. Dal pomeriggio più sole sulle aree costiere ma cielo spesso nuvoloso altrove. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo anche qui sarà spesso coperto con occasionali fenomeni sui settori montuosi, in estensione anche alle pianure entro sera. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. E sarà più soleggiato sul Trentino Alto Adige, dove il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 19 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.